Eder, Mac Pallister. Sebastiano ha detto subito che non è suicidio, questo non è vero perché 2 giorni dopo ha detto dagli amici che è suicidio regalando tutte le cose di Liliana. Liliana non si sarebbe suicidata perché era una persona determinata, quando prendeva una decisione era quella e non gliela toglievi dalla testa. Lei ha risolto problemi che voi neanche sapete e non è il caso di raccontarli, e lo raccontava dopo che li aveva risolti. Era una donna forte, sì, una donna forte che aveva i soldi, gestiva la famiglia, gestiva casa, gestiva i soldi, era una brava lavoratrice, rispettata da tutti e quindi lei non avrebbe mai fatto questo gesto. Io mi chiedo perché dal 19 novembre Sebastiano non posta più foto di loro due su Facebook e Liliana dal 26-27 novembre non scrive più niente su Facebook. Che lei avesse una relazione, secondo me erano già in crisi anche perché comunque Sebastiano aveva telefonato agli amici in Cagna dicendo vengo qualche giorno da voi perché siamo in crisi, questo lo dice lui, non lo diciamo noi. Comunque ultimamente io Liliana l'ho vista ad agosto e poi ad ottobre e non era la Liliana di prima, nel senso che si vedeva che era pensierosa, ma non pensierosa perché aveva deciso di suicidarsi, perché ovviamente ad ottobre non ha deciso di suicidarsi e che non è suicidata. Era probabilmente intenta a studiare, a pensare come sistemare. Il fatto che Claudio l'avrebbe ospitata qualche tempo a casa sua era proprio per trovare l'appartamento giusto per lei, perché a quel punto, essendo il coniuge più forte, avrebbe dovuto aiutare anche dopo Sebastiano, anche per legge lo dice, quindi non è che lei poteva prendersene e andarsene così, perché non l'avrebbe fatto in quel modo. Quindi io mi domando anche chi aveva più interesse per ritrovare il corpo. Certamente non Claudio, certamente non Sergio, perché è constatato che era sul lavoro, perché lavora in un posto dove non è che si timbra cartellini. Che succedeva a Sebastiano se non si trovava il corpo? Doveva aspettare 10 anni per la morte presunta. Questa è una legge che lo dice, non me la invento io. E neanche i soldini in banca. Io non faccio l'avvocato difensore di Claudio perché non ha bisogno. Però dico solo una cosa. 2 giorni dopo è venuto a casa mia a consolarmi perché Liliana non tornava. Mi ha detto che ha fatto la lavatrice con 1,5 litri di varechina e io gli ho detto ma scusa se l'ha fatta Liliana il giorno prima perché lui non sa neanche tenere una scopa in mano perché voleva che io andassi a casa sua a fargli le pulizie e in più lo stesso giorno, 2 giorni dopo che la scomparsa e gli ho detto ma pensi ad un amante e lui mi ha risposto può essere. Se ne poteva parlare, non si è arrabbiato con me quando gli ho detto questo. Io penso che un marito che sa che la moglie non poteva avere un amante, come minimo avrebbe alzato la voce e se ne sarebbe anche andato da casa. Io avrei fatto così. Se uno mi venisse a dire tuo marito ha l'amante, gli direi ma che stai dicendo? Ma che ne sai tu della mia vita? Lui non ha mai avuto un confronto con me. Io sono andata a fare il verbale proprio perché lui stava dicendo un sacco di favole che noi tutti possiamo smontare se lui vuole un confronto anche televisivo. Noi non abbiamo nessun problema perché quello che diciamo è da 2 anni la stessa cosa e in più abbiamo anche prove e sovrapprove. Lui vuole un confronto con noi perché siamo stanchi di sentirci dire che siamo bugiardi, siamo stanchi di sentirci dire che l'abbiamo fatto noi per interesse. Io credo che loro abbiano litigato, quella coppia che è stata sentita vicino casa nel bosco a litigare quella mattina, potrebbero essere loro due. Ma quando sono arrivati sui soccorsi, la polizia, ovviamente non c'era più nessuno. Ma ricordatevi che Liliana è alta come me, pesa 40 kg, è facile stordirla, metterla in auto e portarsela via. I vetri della sua auto non si vedono. Poi 2 giorni dopo la scomparsa è andato alle terme. Ma come si fa a credergli che è disperato, che piange? Si fa i giri in Toscana, vai a trovare Silvia, che è successo col Lui ha portato un cellulare di Liliana quest'estate a una youtuber in Toscana. Prima ha cancellato tutto ovviamente. Perché la polizia non si muove? Ha regalato il cellulare di Liliana a una youtuber in Toscana.
Perché dice che prima dice che lui comprava i cellulari da un tassista amico, poi dice che invece li comprava in negozio. Bene, perché non vengono fuori queste persone a dire sì, è vero quello che racconta Sebastiano? Dove sono i suoi amici che dice di avere? Perché non vengono fuori a difenderlo? Io accuso Sebastiano della non coerenza, non che è stato lui, non l'ho mai detto. Io ho sempre detto che lui sa qualcosa e non lo vuole dire, non che è stato lui. Ci sono prove, non è che le sto dicendo io, perché mi piace dirlo. Alla luce di tutto ciò viene da chiedersi come mai allora Sebastiano non sia mai stato indagato. Ma chiedeteglielo, lo stiamo chiedendo anche noi. Vi ricordate il marito di Alice Negri? Anche per atto dovuto è stato indagato il marito. Scusatemi, lui è l'ultimo a vederla viva. E Claudio è quello che doveva attenderla. Perché non sono stati indagati? Io dico tutti e due, eh. Non dico uno sì e uno no. Come mai? Facciamo un confronto serio, dove noi abbiamo anche le prove, cioè le persone che sono andate a fare i verbali in questura, ma sono tutte sceme, eh? Sono andate a firmare una carta delle dichiarazioni che possono venire usate un domani e sono false, eh? Ma cosa, siamo deficienti? No? Io vado a dormire col pensiero di Liliana e mi alzo col pensiero di Liliana. Claudio, tu hai dei sospetti su chi possa essere il killer di Liliana? I sospetti li hanno metà degli italiani, forse 3/4. Io ho dichiarato e lo ripeto che quel lavoro non può essere stato fatto da una persona, per cui probabilmente 3 erano quelli che hanno portato la Liliana. Perché 2 sono pochi, chi fa chiaro? L'hanno portata di notte, c'è pieno di buchi. Io ero ieri, dopo 20 volte che vado là, sono caduto in una buca, porco diavolo, vai a rischio di romperti una caviglia, come niente, le buche sono così. E adesso, in questa stagione, nonostante tutto, sono poco mascherate ancora. Se andavano dentro non conoscendo il posto, bene, andavano dentro 2, un davanti e un dietro, perché uno solo a portare Liliana in spalla o indifferente come, era problematico per il fatto che lì quel posto era vergine. Lei non aveva un buchetto di una spina, né lei né nessun sacco, ma a chi la raccontano? Comunque io non voglio parlare di niente di assassini, lei può essere morta anche di infarto. È stato fatto un occultamento di cadavere per quei 20 giorni, quando è venuto il momento di metterla fuori, altrimenti se no qualcuno non si prendeva né i soldi che aveva in banca né la reversibilità della pensione. Questo lo dicono tutti, non io. Io lo dico per interposta persona, l'ho sentito e lo ripeto. Ma se lei spariva come doveva, lei doveva sparire e lei doveva essere ritrovata, appunto. 6 metri più in là, perché un'altra cosa che a me mi ha mandato in bestia, e mi sono rovinato la vita già da 2 anni, poco più, poco meno, chi se ne frega. Io se crepavo ieri, avevo finito la mia vita, tranquillo, ma prima deve venire fuori la verità. Cosa è successo? Non lo sappiamo ancora. Io spero che la riesumazione del corpo di Liliana possa dare alla dottoressa Cattaneo delle risposte che noi aspettiamo con ansia, con dolore, con sofferenza. Proviamo a dimenticarci per un attimo tutto quello che sta succedendo. Qual è il tuo desiderio in questo momento? Mi auguro che tutta questa storia finisca, che io possa coronare il desiderio di Liliana. Appena avrò la possibilità chiederò il nulla osta per la cremazione di Liliana, poi le sue ceneri saranno sparse nel mare. È un giorno importante, particolare, perché quel giorno è stato trovato il corpo di Liliana chiuso in dei sacchetti, quasi come una spazzatura buttata nel bosco. È un dolore estremo che da 2 anni mi tormenta. Da 2 anni ti tormenta, ma la sera del ritrovamento ti chiama un giornalista dicendoti che avevano trovato un corpo. Tu invece di correre lì dicesti: aspetta un attimo, devo finire delle interviste qui in piazza Trieste e poi vengo. Io posso avanzare, come tutti, le mie ipotesi, non ultima quella, visto che Sebastiano ha detto 1000 volte che io nelle ultime 2 telefonate l'ho portata talmente fuori di testa da andare a suicidarsi, parole sue, giusto? Per me è importantissimo che diventi un non suicidio. Intanto,
Dopodiché può essere morta d'infarto, può essere stata ammazzata, lei è piena di colpi lividi nel viso, nessuno le ha voluto far vedere né dire. I suoi parenti stretti, io non avevo nessun diritto, ma la cugina e il fratello sì, avrebbero dovuto ribellarsi, perché lei non era grumi di carne che è andato sotto un treno. Io volevo vedere mia sorella, avevo diritto di vederla, non ho potuto vedere mia sorella, io parlo per bocca del fratello, per capirci, mi sarei accorto subito che è stata pestata, cosa che non è stata detta, lei è stata pestata, non è escluso che possa essere andata perfino in svenimento, per tutto quello che vogliamo, ma quei lividi sul viso non può esserseli fatta sbattendo contro tutti i alberi del poschetto, come ha detto la Kerza, ma non si vergogna. Il procuratore che ha in mano la cosa dice i lividi se gli sarà scritto sui faldoni, non me la sono inventata, cavolaccio. Che probabilmente se li fate sbattendo contro gli alberi del bosco, ma deve essere... Nel luogo in cui viene ritrovata Liliana, tu con lei eri mai stato? Io dico forse anche sì, ma ci sono passato più che essere stato. Forse, allora, in quel parco, non in quel parco, lassù io non c'ero mai stato, ho attraversato quel posto forse 2 volte nella vita, perché non ho mai usato l'uscita per andare via Alfonso Valerio. Viceversa, i primi 2 padiglioni in basso, via Sai 3 e l'altro... quello che avevano fatto i tamponi là, ecco, fino a là ci sono arrivato, per dire. Dopodiché non è escluso che adesso io con il pulmino mio, con Lili a bordo, sono andato in 100 posti della nostra città. Forse qualche volta anche là dentro, ma l'ho attraversato più che fermarmici. Quindi ci sei passato col furgone a piedi? Mai. Io andavo a cercarla in giro per il Carso con Valero, con un mio carissimo amico e collega di lavoro da 40 anni, che conosce il Carso come o meglio di me, un camminatore anche. Abbiamo fatto la battuta, chiamiamola così, lasciato la macchina al cimitero di Basovizza, abbiamo pascolato tutti quei boschi che sono prima di Groppada e giù di là un paio d'ore, perché tutti i trosi potevano essere utili, sono posti dove si può andare in macchina anche, riesci ad andare in macchina a far camporella, motivo per cui poteva essere anche quello un posto in teoria utile aver buttato un sacco. Noi cercavamo un sacco nero. Il parco viene nominato soprattutto come posto dove non hanno mai guardato da salvo, perché c'erano notizie che le ricerche giravano in giro, ma quel posto da parte della polizia non è mai stato nominato. Io ho nominato quel posto la mattina del 5, esatto, quando chiamato in procura dall'ispettore, non c'era Barnard, che era le prime 2 volte, c'era la Ferrazzutti, una donna coccolissima nata a Udine. Lei mi ha chiesto, io sapevo per bocca di Lilli e dopo anche per bocca di Gabriela e Salvatore, che loro con lei, con i cagnetti, erano andati un paio di volte anche attorno alla chiesa. Io quei posti li conosco a menadito, purtroppo, certo. Allora no, non sapevo neanche che c'era, bellissimo, quell'angolo dove crescono le rose così, che lei si è fatta una barca di foto. Chi erano i migliori conoscitori di quel luogo? Lei e Sebastiano sicuro, non quei posti, quel posto. Il pezzo che va dalla chiesa all'uscita. Loro c'erano più volte all'anno a fare le foto con le rose. Con i vicini di casa ci andava con i cagnoletti, con i cagnetti che hanno, ne hanno 2. Il pezzo più bello è la chiesa consacrata. Il pezzo attorno alla chiesa consacrata, periodicamente, raccoglie anche dei ambulanti che fanno mostre, vendono i fiori. La mattina del 5 io ho chiamato in prefettura, fra le tante altre cose, la Ferrazzutti mi ha chiesto se io sapevo qualche posto che loro frequentavano, e io lo sapevo per bocca di lei e gliel'ho detto. Uno tra Citanova e il Canal di Lemme c'è Daila, andavano spessissimo a fare il bagno là perché lo facevano nudi, Daila. E lei è originaria, sua mamma è nata a Radin, che è a 5 km. Il primo posto che ho nominato. Il secondo era la Costa dei Barbari, perché anche là 40 anni fa ci sono andato anch'io 2 volte, come tutti, e loro invece ci andavano spesso, Costa dei Barbari, perché è l'unico posto a Trieste dove si può fare il bagno nudi, che è una goduria per chi la gode, per capirci, 2 posti. Il terzo è tutto il lungomare di Barcola, dove loro andavano spesso proprio per fare e foto e anche la camminata. E il quarto e ultimo ho nominato io, e so che andavano anche al boschetto, perché facevano le foto, lo sapevo,
con le rose in fiore. Punto. Così io ho nominato quel posto. Abbandonando la tesi del suicidio, nessuno è andato in cerca di un omicidio eventuale. Non so se quanto è stato fatto di ricerche, è stato scritto tutto sul faldone, su quello che hanno fatto tutti i personaggi, io compreso o per primo, come vogliamo, in quel giorno. Quando sei andata in procura hai raccontato tutto? Tutto quello che si riteneva opportuno e necessario sicuramente sì. Io non potevo andare là, guardi, ho sospetto su quello lì solo perché ipotesi, facciamola così, mettiamola ipotesi, è il marito che è l'unico che senza di lei ci guadagna. Magazzino e soffitta uguale, noi lì ci andavamo soprattutto, siccome sono di proprietà di uno, ecco che mi ha dato le chiavi e ci saremmo andati, non voglio dire x quante volte, ma in termini di tempo da gennaio-febbraio del 21 a luglio, agosto, quei posti non contavano più. A dicembre quel posto aveva il significato zero. Per parlare di Sebastiano, io quel giorno, lui prima in un primo tempo ha detto che lei si era portata dietro la borsetta. Dichiarazione in polizia. Lui ha dichiarato, almeno così ho sentito, io non l'ho visto, non ero là, che lui ha dichiarato che lei si è allontanata da casa portandosi borsetta, telefoni, tutto, insomma chiavi di casa, eccetera. Dopodiché la borsetta è stata trovata a casa. Primo punto di domanda. Numero 2, Sebastiano, quando è arrivato a casa, io perché c'è della gente a Roma che si interessa di questo caso e ha i movimenti di Sebastiano, misura minuto per minuto di quel suo famoso alibi perfetto, che perfetto tanto non è, perché ha spento il suo telefono per 3 ore. Il pomeriggio, la mattina io ho chiamato Lilli 2 volte e 2 volte ho mandato un messaggio WhatsApp, a differenza di mezze ore più o meno, perché ero in allarme rosso, io nero, non avrei mai pensato che è successo questo, ma sapevo che è successo qualcosa di serio, perché lei non ha mai mancato a un appuntamento, io qualche volta sì, ma lei no, giusto per capirci, se no, a meno che, guarda che sono impedito, non posso. Il fatto che io, il pomeriggio, quando lui era a casa, ho ripetuto le 2 chiamate a distanza di mezze ore e i 2 messaggi WhatsApp, sempre in cerca di lei, perché io cercavo il suo telefono di lei, che era là, per bocca di lui. Alle 14, c'ho l'orario qua se volete, alle 14 e qualcosa, lui risponde, io sono rimasto di sasso. Dopodiché non è escluso che anch'io ho quasi sobbalzato e tu questi maledetti telefoni li tocchi qua così si è chiusa la telefonata. Ma il pomeriggio tardo, quando Gabriele è andata là, ha trovato i miei numeri sul cellulare e gli ha detto a Sebastiano, ma non si potrebbe, perché lei ha messo in piedi la notizia che chi chiamava tanto poteva essere, lei si è fatta male, senza telefono, tu cammini per indifferente dove, a Basovizza, uno cade, si rompe la caviglia, no, da parte di Sebastiano, no, non si chiama. Un attimo prima di andare in polizia, siccome mio era quel numero di telefono e Gabriele non lo poteva conoscere, non ci conoscevamo ancora, Salvo sì perché ci siamo sentiti il pomeriggio subito dopo, ma con Salvo ci conosciamo da più di 30 anni. Suo figlio Patrick ha fatto tutta la vita con noi, per capirci. Lui ha fatto un cenno a Gabriela per confermare che quei numeri erano i miei. Quando sono andati, lei ha fatto la proposta di andare a fare la denuncia, lui no, giusto per parlare di Sebastiano. Un attimo prima di entrare in questura ha bloccato il mio numero. Perché? Perché correvo il rischio di chiamare io a quell'ora e il telefono là suona mentre loro sono tutti là. Un sospetto mi viene o no? Nomino Sebastiano come uno che sa cosa è successo. Lui dovrebbe dirci cosa è successo a Liliana. Sono convinto che lui lo sa. Cosa vi siete detti nella chiamata del 14 dicembre, quella breve della mattina? E le ultime parole, non mi ha detto niente di importante purtroppo, se no l'avrei già detto, anche se era chissà che cosa, per capirci, dopo che parlemo. Noi stavamo parlando da più di un mese del fatto che lei a pillole doveva mettere fuori la sua intenzione. Il giovedì era proprio il termine ultimo per dire che guarda da domani non ci vediamo più, che è tutta un'altra cosa. Lei non voleva scappare, meglio sarebbe stato, purtroppo adesso lo dico, purtroppo Lilli, era meglio che scampaimo senza dire niente a nessuno e quando che tornavimo che contaimo tutto a tutti, come che era comunque nostra intenzione.
perché nessuno sapeva niente, le mie figlie, qualche sentor, un paio di amici e forse anche mio fratello. Per tornare indietro al 15 dicembre io in pretura ho detto tutto quello che dovevo. Sono rimasto 3 ore, 2 ore e 3/4. Si vede che io ho immaginazione fervida. Dito a Covalero la nostra storia quando l'ho portato a Monte Spaccato, se non mi ricordo, lui dice che era il 26, può essere. Mio Covalero, lui parlavamo perché mica telefonava a Covalero, non lui a me, che sa che Liliana eccetera eccetera. Ho detto sì, ho sentito, perché beveva il caffè insieme quando ella andava a ciappare il 6 o 9, mi l'ho godito subito, sì, e anche la man, le due robe, le due foto, la man, che se vedi il segno benissimo della sinistra, della vera, e soprattutto il piede, mi ho detto, sto qua, ti giuro, la prima roba che mi viene a mente, perché intanto che vado ogni Barcolana, ma vado spesso a Montegrisa e giro l'attorno. Se un paio di tavolati carsici dove sta piovendo da 1 milione di anni e la pietra carsica che è formata da calcio e granito e il calcio con l'acqua si squaia e viene fuori una specie di spugna di pietra, come il suo talone. All'amico ho detto, porca puttana, e si è fatto di pietra come quel che ho visto là. E foto del tavolato, Montegrisa, 200 metri prima, verso Opicina, perché il posto più bello per guardare la Barcolana è quello. E torno a Montegrisa è 2000 delori, anche di più. E là dove sono messo in Tremona, perché per andare là non essere messo stuppato. Ho visto tutto il piede uguale e la suola, la pianta. Liliana potrebbe essere stata messa in un frigorifero? Te tiri fuori tutto, te lo metti per terra, la sta nel mio, nel tuo, in quel di tutti. E il frigo se è alto, se così, la pianta di sopra sul gelatore, e se è alto così, e la era rannicchiata, la avrà occupato in tutto 1,20 m. Te la metti dentro, ma mica con l'immaginazione che vola, purtroppo. Liliana ovviamente non è stata ritrovata dove si pensava all'inizio, questa è una cosa che ben sappiamo, ma la sappiamo da oltre 1 anno e su questo c'è un aneddoto che ci fa capire chi è la prima persona che seppe o che dimostrò di sapere questo dettaglio. Una volta diffusosi il faldone e le carte, tutti sanno dove è stata ritrovata Liliana con esattezza, ma quando questo non era ancora accaduto, nessuno teoricamente poteva saperlo. Eppure cade che 2 persone si trovano a far visita all'ex OPP con uno dei personaggi principali della vicenda, adesso caduto in disgrazia. Improvvisamente questo si allontana con una delle 2 persone e la porta in un punto preciso che teoricamente in quel momento non significava nulla. Ebbene, quel punto era quello che poi verrà stabilito essere il vero punto del ritrovamento di Liliana. È 1 anno che siamo molti a chiederci come questo personaggio allora, cioè prima dell'uscita delle carte, lo sottolineo, sapesse già il punto esatto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.